Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo da un fatto di cronaca gravissimo come accade a Verona. Un ragazzo del Mali aveva tentato di accoltellare un agente. Questo giovane nigeriano a Padova, armato di ascia, ha aggredito agenti della Polizia di Stato che hanno reagito prima con il taser, poi cercando comunque di bloccarlo, poi alla fine gli hanno sparato un colpo alle gambe, l'hanno quindi neutralizzato. Un altro fatto gravissimo di cui parleremo con il servizio della nostra redazione. Ci collegheremo poi con il Tribunale di Venezia perché il ministro Nordio sta inaugurando la nuova cittadella giudiziaria e poi andremo anche a Padova in diretta per una intitolazione e un ricordo di Giulia Cecchettin. Ma con i registi Renato Capoi e Ettore Murao, io direi andiamo alla tragedia e ai fatti di Treviso, dove un ragazzo era stato accoltellato in via Castelmenardo e ha subito delle ferite molto gravi ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello. Vediamo gli sviluppi dell'inchiesta. La rissa, solo l'ultima in ordine di tempo, scoppia che non sono nemmeno passate le 22. A chiamare la polizia sono in 3: il titolare del kebab di via Collalto, cui un ragazzo aveva appena spaccato il vetro, Angelo, il titolare del bar accanto, e questo ragazzo. Siamo rinchiusi dentro perché ovviamente la situazione non era delle migliori e uno ha tirato via anche la cintura, cioè insomma si sono presi abbastanza a botte. La situazione ritorna alla normalità un'ora dopo. In via Collalto ritorna la movida. Dopo le volanti a presidiare la via ci sono i carabinieri. Erano due e un terzo che vuole separare e basta. Queste robe succedono tutti i giorni qua a Treviso. Un'altra rissa era scoppiata poco distante, immediato l'intervento delle volanti. La titolare dello storico ristorante Alfredo, a pochi passi dall'accaduto, parla di serata impegnativa, di clienti fatti uscire ed indirizzati dalla parte opposta, ma testimonia anche di un presidio del territorio importante. Personalmente posso dire che la risposta c'è e c'è sempre stata. Ieri è stata una serata impegnativa, e parlo da ristoratrice, ma con la comprensione di tutti i clienti. Non è accusando che risolviamo il problema, è nella prevenzione e soprattutto nella sinergia. Il problema c'è, il problema è reale, lo viviamo, ma non posso dire che non ci sia risposta. Immediatamente identificati i responsabili. Si tratta di un 35enne e di un 21enne, rispettivamente zio e fratello della persona offesa, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sono stati denunciati per lesioni aggravate. Entrambi hanno precedenti penali e di polizia. Il giorno dopo in via Collalto restano i segni dei bagordi tra cestini e fioriere rotti e residenti che non hanno voglia di parlare. Avremo altri dettagli su questa rissa finita nel sangue, però andiamo in diretta a Venezia, al Tribunale, dove è in corso l'inaugurazione della cittadella giudiziaria. Sentiamo. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera e dedizione di sé a Dio. È un rapporto indiretto, per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta la società disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione. E ora, cari amici, prima di invocare la benedizione del Padre Celeste, preghiamo come il Signore Gesù ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che sei largo nelle tue benedizioni, a quanti, nell'ambito dello svolgimento della loro professione, si sforzano di operare con l'impegno personale, generoso e responsabile, concedi a tutti questi tuoi figli di sapere individuare con il tuo aiuto la verità e la giustizia. Dona loro il coraggio e la fortezza per amministrare la giustizia con autorevolezza e imparzialità, a servizio del bene comune, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel suo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie. Grazie. Avete visto l'inaugurazione della cittadella giudiziaria a Venezia. Adesso andiamo in diretta a Padova. Sentiamo Chiara Gaiani sul gravissimo fatto di sangue accaduto, un nigeriano che ha affrontato gli agenti di polizia armato di un'ascia. Sentiamo subito Chiara Gaiani. I rilievi della polizia sono ancora in corso. Tutta questa area di via Trieste è stata delimitata. Che cosa è accaduto? Erano le 4 del mattino quando è stato lanciato una richiesta d'aiuto al 113. C'era un nigeriano alterato che brandiva un'ascia e minacciava le persone. Qui è arrivata immediatamente una pattuglia delle volanti che per 50 minuti ha provato ad aver ragione di questo uomo esagitato, a cercare di fargli mettere giù l'arma, a provare insomma a calmarlo. Hanno addirittura provato a usare lo spray al peperoncino e più volte anche il taser. Quest'uomo alla fine si è scagliato contro gli agenti, aggredendone uno che si è salvato solo perché si è messo dietro la macchina della polizia. Poi invece il secondo ha estratto la pistola di ordinanza, gli ha sparato ad una gamba e finalmente insomma si è fermato quest'uomo, che è in ospedale, è stato immediatamente soccorso. Per lui è scattato l'arresto. Si trattava di un 32enne nigeriano, ma come vediamo questa è un'area di bivacco. Con noi c'è anche Eleonora Mosco, che ringraziamo, che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Via Trieste è una zona centralissima, siamo a ridosso del centro di Padova. Cioè episodi come questo, pur durante la notte, sono significativi di una situazione davvero esasperante. Sì, una situazione che è drammatica. Ormai le strade sono veri e propri campi di battaglia e intanto esprimo la mia vicinanza ai poliziotti che ancora una volta sono stati feriti e aggrediti, e i cittadini, anche loro ovviamente sono rassegnati, indignati, esasperati da una situazione che non viene presa di petto da chi dovrebbe comunque gestire anche la sicurezza in città. Faccio riferimento anche ai compiti e alle responsabilità che questa amministrazione dovrebbe assumersi in materia di sicurezza pubblica e di anche salute pubblica, perché ricordiamo che il sindaco ha diretta competenza su questo. Un'incolumità che viene messa a repentaglio da questi fatti di criminalità che ormai sono totalmente fuori controllo in una zona che è universitaria, per cui
vicinissima al centro, per cui noi riteniamo che continuare a dire che il problema non c'è o addirittura dire che i padovani hanno paura di chi ha la pelle scura è gravissimo, è vergognoso e significa non assumere la consapevolezza che un problema c'è, che va risolto. Sicurezza integrata, per esempio, riteniamo che possa essere uno strumento utile, l'applicazione del DASPO, le modifiche al regolamento di polizia locale. Ancora una volta come Lega facciamo proposte concrete. Ecco, tra l'altro insomma qui vediamo c'è un bivacco, lei faceva riferimento a quanto è accaduto in via Tommaseo, quando lo stesso una pattuglia delle volanti intervenuta è stata circondata da un gruppo di nigeriani, una tensione che si sta alzando. Sì, una tensione sempre più alta che vede come vittime i cittadini, i commercianti e tutta la città, perché una città che non è sicura non consente neanche di poter attrarre investimenti, di poter venire, di poter aprire uffici. Ricordiamo che qui c'è una moria di negozi e anche di professionisti che sono costretti ad abbandonare anche i loro studi professionali. Quindi se non si parte dalla sicurezza, se non si capisce che è un presidio di libertà, un presidio per costruire un futuro, uno sviluppo della città, non andremo da nessuna parte. Serve un'inversione di rotta, un cambiamento forte per questa città. Ecco, vi diciamo che il nigeriano era un richiedente asilo irregolare, era stata anche rigettata questa istanza, aveva svariate denunce per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Allora ci fermiamo un attimo perché c'è il ministro Nordio che sta parlando a Venezia, sentiamo. Magistrati. Abbiamo 1500 posti scoperti, ma abbiamo anche 5 concorsi scusate, in corso e di 300-400 posti ciascuno, e restringendo i tempi sia della burocrazia amministrativa sia anche quelli della burocrazia del CSM. In questo senso stiamo lavorando molto bene con il Presidente Pinelli, ecco, cerchiamo di abbreviarli e quindi di colmare questa mancanza. Senta Ministro, si può dire che la sede di Venezia oggi è meno disagiata? Beh, direi che è una sede non solo meno disagiata, ma addirittura esteticamente molto attraente, anche se è un luogo di dolore. Resta però il fatto che se la sede giudiziaria è veramente un capolavoro, di questo ringraziamo tutti, dal Presidente del Tribunale, Presidente della Corte d'Appello, il Sindaco e tutti quelli che hanno contribuito, rimane invece disagiata per chi deve lavorare a Venezia e deve vivere a Venezia, perché il costo di questa città è notoriamente superiore rispetto a quella di altri posti d'Italia, mentre gli stipendi sono uguali e quindi questo provoca un depauperamento di risorse, una difficoltà di trovare risorse per persone che vengono a lavorare a Venezia. Per il personale penitenziario, per esempio, stiamo già lavorando, qualcosa abbiamo fatto, ristrutturando alcune sedi ex carcerarie per destinarle all'abitazione della polizia penitenziaria, però diciamo sono interventi settoriali. Chi viene a lavorare a Venezia, a mio avviso, dovrebbe avere una retribuzione aggiuntiva o avere degli incentivi tali da compensare il costo di questa città che è unica al mondo. Senta, in queste carceri, la situazione carceraria è esplosiva. Siamo sempre lì, la situazione carceraria è disomogenea, abbiamo delle carceri in Italia che sono modelli, dove si costruiscono violini come i legni delle barche dei migranti, dove si costruiscono panettoni, pasticcerie, abiti, si confezionano modelli che vengono veduti in tutto il mondo, dove ci sono spazi per lo sport, in una addirittura un teatro. Altre carceri invece sono vecchie e non è facile ristrutturarle. Pensate che Regina Coeli ha tali vincoli delle belle arti per cui addirittura la demolizione di 3 porte è resa impossibile dal vincolo archeologico, artistico, e quindi noi dobbiamo agire non soltanto nel senso di recuperare, di ritrovare le risorse, ma di trovare gli spazi e trovare anche la possibilità di coniugare il mantenimento di strutture antiche come quella di Regina Coeli con il fatto che devono essere rese più efficienti. La mia idea continua a essere quella di servirsi soprattutto delle caserme dismesse, che hanno questa duplice capacità di offrire lo spazio per il lavoro e per lo sport.
lavoro e lo sport, che sono i due elementi fondamentali per la rieducazione e la risocializzazione del detenuto, perché rilevano molto la tensione e consentono anche, nei limiti del possibile, una maggiore serenità e anche un allontanamento da quel pericolo straziante che è quello dei suicidi, di cui abbiamo purtroppo ben conoscenza e che si può affrontare soltanto con tutta una serie di attività preventive, a cominciare dal controllo psicologico, controllo inteso nel senso non certo coattivo, ma come attenzione ai segnali di allarme che possono arrivare da persone fragili, ma che deve continuare attraverso il lavoro e lo sport, che sono secondo me gli unici modi per rilevare la tensione. Posso chiedere una cosa rapidissima su... Allora, grazie. Avete visto Filippo Fois con il nostro Sandro Ponchio, l'intervista al Guardasigilli, il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Venezia. Adesso andiamo a Padova invece, dove ci sono altre importanti iniziative per rendere omaggio e ricordare Giulia Cecchettin. Siamo in diretta con Valentina Visentina. A te, Valentina. Noi ci troviamo all'interno dell'aula studio Giulia Cecchettin, che è appena stata inaugurata pochi minuti fa da Papagino, dalla rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli e dal direttore del Dipartimento, il professor Gaudenzio Meneghesso. Questa è la nuova aula all'interno del Dipartimento DEI di Ingegneria dell'Informazione, qui in via Gradenigo al Portello a Padova. La vedete, questa è la bellissima aula studio con una sedia rossa, il simbolo della della lotta alla violenza di genere, e insomma questa è la nuova aula studio. Prima di questa importante inaugurazione sono stati consegnati i premi alle studentesse più meritevoli. Premi in memoria di Giulia Cecchettin, 6 dell'università, 2 istituiti da Riviera Donna, che insieme a Gino Cecchettin ha voluto premiare le studentesse migliori. E qui c'è proprio una delle premiate, Gaia, coetanea di Giulia. Tu, Giulia, la vedevi qui tutti i giorni qui all'università, ci hai appena detto che si sedeva davanti a te, quindi insomma è una grande emozione quella di oggi. Sì, sono molto contenta di aver vinto questo premio e ringrazio Riviera Donna per aver istituito appunto questa borsa di studio. E appunto, come ha detto, vedevo Giulia tutti i giorni, la conoscevo di vista, non di persona, e sicuramente è stata una vicenda che ha segnato tutti noi studenti, e quindi siamo felici che il Dipartimento abbia messo in moto tutte queste iniziative. Tu oggi sei alla magistrale, quindi insomma ancora un anno ancora all'università. Sì, esatto, questo speriamo sia l'ultimo anno e poi vedremo per il futuro. Insomma, questi soldi sicuramente aiuteranno per il mio percorso. Ecco. Allora, complimenti ancora a Gaia per questo premio e per la sua carriera universitaria. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte Valentina Visentina, Cristian Roque Allende. Andiamo in diretta di nuovo a Venezia, perché sta parlando il presidente Zaia, era presente all'inaugurazione della cittadella giudiziaria. Sentiamo. Anche lì sotto organico di 15 ne resteranno solo 11 a lavorare. Sì, quello è un organico che dipende dalle nomine, quindi il Parlamento deve provvedere alle nomine. Immagino lo faccia velocemente, anche perché noi saremo un po' parti in causa, visto e considerato che abbiamo l'autonomia. Il problema è che appunto, dovendo decidere entro il 20 di gennaio, ma già il 21 saranno 4 sotto di 15, e se il Parlamento non si muove? Non glielo so dire, certo è che entro il 20 gennaio noi ci aspettiamo questa sentenza che si esprimerà, dove la Corte Costituzionale si esprimerà circa l'ammissibilità o meno del referendum. Di fronte a una recrudescenza di reati di spaccio e anche di violenza di baby gang, ieri il sindaco di Treviso ha rilanciato un appello anche come presidente dell'Anci Veneto per la certezza della pena e anche magari un inasprimento della pena di fronte a certi reati. Ma guardi, io penso che innanzitutto dovremmo far uscire dal vocabolario il termine microcriminalità. Esistono i criminali, ovvero quelli che non rispettano la legge. Dopodiché c'è un grande tema: in questo paese non si va in galera fino a 4 anni di condanne.
4 anni di condanne, penso ai furti. I tecnici, non i cittadini, non i sondaggisti, ma i tecnici ci dicono che la fragranza di reato per un furto significa almeno 10 furti fatti senza senza essere scoperti. Quindi arrivare a 4 anni di galera significa averne commessi tanti di reati. Direi che l'inasprimento delle pene non prescinde da tutto. L'inasprimento delle pene e la certezza della pena, come accade in altri paesi, sicuramente è un buon deterrente. Anche oggi c'è stata un'aggressione a 2 poliziotti. Guardi, il tema delle carceri è un tema importante, da un lato per il tema del rispetto umano, di quello che è la civiltà, no? Perché il carcere ha una finalità che è rieducativa. Dall'altro c'è anche un altro aspetto, che piuttosto che avere delinquenti che girano per strada, noi cittadini siamo assolutamente disponibili ad accettare che si realizzino nuove carceri, che si recuperino magari edifici demaniali per dedicarli a carceri, in maniera tale che si possa chiudere anche un progetto che prevede che ci siano le forze dell'ordine sul territorio che fanno gli arresti, i giudici che comunque facciano le condanne e poi ci sia qualcuno che ne garantisca la certezza della pena. Sull'amministrazione della giustizia in Veneto c'è un'altra questione aperta, che è quella del Tribunale di Bassano. Anche il sottosegretario Ostellari si è impegnato a provvedere per un'eventuale riapertura. Il ministro Nordio aveva assicurato il suo interessamento. A che punto è questo processo? Guardi, lo dovrebbe chiedere ovviamente il Ministero della Giustizia, non a me. Io le confermo che la nostra posizione resta ferma, che è quella di riaprire un tribunale che è già totalmente completato, restaurato, che comunque basta girare la chiave e si mette in moto per usare un'immagine che rende l'idea. Dall'altro so che c'è questo impegno da parte del Ministro Nordio, del sottosegretario Ostellari e quindi del Governo, spero che si faccia velocemente. Le prossime elezioni regionali a maggio 2026 Salvini ha detto Zaia deve inaugurare le Olimpiadi. Ma guardi, non le so dire cosa accadrà, nel senso che immagino serva un provvedimento di legge per prorogare la durata della legislatura non solo della mia regione ma anche di altre regioni che hanno votato assieme a me nel 2020, nel settembre 2020. Certo è che si apre uno scenario particolarissimo, cioè i comuni vanno al voto nella primavera del 2026 e se non si cambiasse nulla la regione del Veneto in questo caso andrebbe al voto nell'ottobre 2025, il che vorrebbe dire che avremo doppie spese per la convocazione dei comizi elettorali delle urne e soprattutto avremo il grande problema poi anche dell'affluenza alle urne. Siamo a Venezia, parte di questo restauro è stato finanziato con fondi di legge speciale. Bella domanda. Avete sentito il presidente Luca Zaia, presente all'inaugurazione della cittadella giudiziaria, ha parlato, Filippo Foici gli ha chiesto anche della situazione della violenza che è in atto in tutto il territorio, aggressioni, accoltellamenti, furti nelle abitazioni. Torniamo quindi a Treviso per vedere qual è il punto delle indagini sul ferimento di un giovane che è stato poi ricoverato al Cafoncello, dove versa ancora in gravi condizioni. Ora dopo ora il cerchio si stringe, la squadra mobile di Treviso è sempre più vicina alla ricostruzione di quanto accaduto la sera del 12 dicembre in via Castelmenardo. Oltre alla 19enne di Ponte di Piave e alla 17enne trevigiana accusate di tentato omicidio per il colpo sferrato con una bottiglia di prosecco alla gola del 22enne che continua a lottare tra la vita e la morte in ospedale, oltre al 15enne identificato ieri sera, sono emersi gravi elementi di indagine nei confronti di altri 3 giovani, 2 appena maggiorenni, una ragazza minorenne. Sono direttamente coinvolti nel ferimento del ragazzo. Il numero degli indagati sale dunque a 6 e mentre la città si sveglia con la notizia dell'ennesimo episodio di violenza nel quadrante tra Piazza Borsa e via Collalto, il sindaco Mario Conte torna a chiedere di non cedere alla paura, ma ammette difficile pensare di poter mettere altre forze in campo oltre a quelle già presenti. Sono diversi i giovani che vengono identificati anche più volte nel weekend, racconta. Per loro non esiste alcun intervento possibile se non quello delle famiglie. Non deve prevalere la paura, nel senso che le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro enorme, tant'è che insomma i responsabili di questi comportamenti sono già stati di fatto tutti individuati, adesso la questura sta procedendo. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni e soprattutto reagire da comunità, quindi riprendiamoci gli spazi, non lasciamoli a questi ragazzi e soprattutto
ognuno di noi deve avere un occhio di riguardo nei confronti dei più giovani. Non sarà la repressione delle forze dell'ordine né l'ordinanza del sindaco, già calata peraltro su via Collalto, a guarire una situazione, chiarisce. Serve la certezza della pena, questa è la verità, nel senso che oggi da un punto di vista normativo ci sono dei vuoti che vengono cavalcati da quelle persone che ben conoscono le norme e soprattutto ben conoscono l'impunità al quale vanno incontro. È per questo che con i capigruppo noi ci vogliamo rivolgere all'amico ministro Nordio, che è molto sensibile al tema, e anche al ministro Piantedosi, perché se vogliamo combattere questa piaga sociale dobbiamo avere gli strumenti normativi e soprattutto le persone devono essere consapevoli che se sbagliano pagano e pagano tanto. Per Conte è buona la risposta del lavoro interforze. Le immagini delle telecamere disseminate in città hanno dato l'impulso alle indagini coordinate dal dirigente Luca Lovero. Dobbiamo però, continua, occupare diversamente il tempo di questi ragazzi. Io lo dico, mi metto in gioco in prima persona come sindaco, però serve l'aiuto fondamentale dei genitori, che quando vengono richiamati dalle forze dell'ordine almeno devono fare lo sforzo di venirsi a prendere i loro figli dopo che hanno combinato casini, e invece a volte non hanno il tempo nemmeno di questo. Io sono il primo a essere dispiaciuto e ferito da quanto è successo in questi giorni nella mia città. È altrettanto vero che non possiamo, a causa di un episodio, dimenticare quanto di buono stiamo facendo. E andiamo dal sindaco Mario Conte, dal sindaco di Treviso, al sindaco di Tezze sul Brenta, con Mirko Cavallin. Per la parte tecnica c'è anche Renzo Rigon. A te Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati dall'ufficio del sindaco Luigi Pellanda, sindaco di Tezze sul Brenta. È passato 1 anno e mezzo dalla grandinata che aveva distrutto centinaia di tetti anche di aziende private. Ormai, sindaco, i tempi stringono per cercare di arrivare a un rimborso. Sì, certo. Allora il commissario delegato per le per gli eventi eccezionali atmosferici che si sono verificati nel luglio del 2023 ha firmato l'ordinanza il 28/11/2024 e quindi ci ha comunicato adesso la possibilità da parte dei cittadini di fare la rendicontazione. Quindi entro il 22 di gennaio i cittadini che avevano presentato domanda 1 anno fa adesso devono documentare le spese e fare la richiesta per ottenere il rimborso. Ecco, voi proprio mercoledì con Renzo Rigon vi mostriamo anche la locandina. Mercoledì farete un incontro a cui tutti sono invitati. Sì, certo. Allora non è difficile compilare la domanda, ci sono però delle richieste ben precise che devono essere date da parte dei cittadini e quindi abbiamo fatto questa iniziativa. Invitiamo tutti quanti coloro che hanno interesse a farlo, soprattutto i tecnici che poi dovranno un po' seguire i loro clienti nel fare questa domanda, perché è importante che le informazioni che vengono richieste siano date nella maniera giusta. Ricordiamo alcuni numeri, sindaco, di quante domande sono arrivate e quante ne sono state accolte? Sì, giusto 1 anno fa, difatti è del 10 dicembre del 23 che noi abbiamo raccolto 569 domande da privati. Di queste 569, 516 sono state accolte, le aziende 66 e 53 sono state accolte. Quindi tutte queste adesso sono nelle possibilità di fare la richiesta di rendicontazione. Ecco, rispetto a luglio eravamo stati qua proprio quest'estate nel giorno dell'anniversario di questa grandinata. Allora c'erano ancora alcuni teloni, alcuni tetti non del tutto risistemati, ma credo che adesso la situazione sia del tutto ripristinata. Sì, girando per il nostro territorio insomma si può notare che ormai tutti quanti hanno fatto le riparazioni che erano necessarie. Allora, mercoledì l'appuntamento per completare questo iter importante dopo un danno significativo e davvero importante economicamente per i privati. Avete sentito centinaia di persone coinvolte per quella grandinata. Con Renzo Rigon alla parte tecnica, ringrazio il sindaco Luigi Pellanda. Direttore, a te la linea. Grazie molte a Mirko Cavallina, a Renzo Rigone, al sindaco ovviamente. Torniamo a Venezia, cittadella giudiziaria, c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro, sentiamo in diretta. Della libertà, perché il giorno che si ferma un tram, succede un incendio come è capitato, ti blocca tutto, no? Per cui avere le 2 linee parallele può essere utile sia da una parte che dall'altra del ponte, diciamo.
Che futuro vede per il vecchio tribunale civile di Rialto? Ma io credo che lì resterà ancora funzione giudiziaria, adesso dovremo decidere assieme a loro, non c'è nessuna fretta, anzi se riusciamo a trovare altre funzioni potrebbe esserci per esempio anche il Tribunale dei diritti per l'uomo, altre situazioni anche europee, portare qualche grande istituzione europea, magari collegata con la magistratura e per cui con la funzione storica di quel luogo. L'importanza fondamentale delle risorse che però Roma non elargisce con estrema generosità, penso anche a quanto messo per Venezia sulla manovra. Parliamo del Tribunale, quella volta io ho fatto una scelta effettivamente politica di destinare i soldi del bando di periferie al Tribunale. Considerate che questo non è un Tribunale del Comune di Venezia, è un Tribunale che ragiona praticamente sul Veneto, insomma, per cui è stata una scelta proprio decisa a favore della giustizia, della magistratura, ma anche degli avvocati, del sistema giustizia, perché secondo me è un sistema che proprio aiuta le persone, cioè che la giustizia civile e penale funzioni, sia veloce, eccetera, è un diritto e è anche un grande privilegio di un paese occidentale, perché secondo me questo vanno ringraziati i magistrati perché il nostro sia un paese civile, così. E quella volta là sono stato, mi ricordo, accusato e anche minacciato per certi versi, perché secondo qualcuno non avrei dovuto comprare le giostrine per le periferie, come se la gente che abita in periferia fossero delle persone così da andare soltanto a catturare voti. Invece io sono convinto di questa cosa. Così abbiamo obbligato Roma a dover cofinanziare. Questo lotto è costato 25 milioni in totale. Quasi 20 li ha messi il comune, per capire, e di conseguenza poi, oltre ad aver finanziato anche il resto, hanno dovuto accettare la nostra proposta di finanziamento del PNRR del terzo lotto, 40 milioni che sono già in corso e finiranno per giugno 2026 e li stiamo seguendo noi come comune. Cioè, ricordo l'aspetto economico, non per essere sempre triste, ma perché sono fondamentali queste cose, perché se tu fai vedere che investi, poi gli altri ci credono, fanno fatica anche loro a tirarsi indietro. Speciale, la prossima manovra non c'è molto. La legge speciale, voglio dire, il Consiglio regionale, mi sembra il mese scorso, ha fatto una delibera all'unanimità. Diciamo che noi sono qualche anno che chiediamo e diciamo che stanno finendo i soldi della legge speciale, non è da oggi, sono qualche anno che lo dico. E lo dico pensando al prossimo sindaco, alle prossime amministrazioni. Se noi facciamo politica dobbiamo farlo con generosità pensando al futuro. Quando abbiamo chiesto 150 milioni all'anno, non è per così una cifra a caso, ma perché dobbiamo finire le fognature. Non sono mai state fatte le fognature a Venezia. L'unico che ha fatto un pezzettino sono io. Tramite Veritas ovviamente stiamo collegando la zona di Castello con Lido e poi rilanciamo la fognatura a Malamocco e da Malamocco a Marghera con le linee sotterranee subacquee per portarle nei depuratori di Porto Marghera. Questa cosa va fatta su tutta Venezia, perché quando il Mose, come avete visto, lavora, l'acqua resta in qualche modo ancora più ferma. È importante quello che sto dicendo. Il progetto ce l'abbiamo, va aggiornato, ma abbiamo fatto un progetto importante per tutta la città, parlo delle fognature. E poi tutta una serie di altre cose, per esempio un minimo di aiuto ai privati per ristrutturare le case. Invece che fare tante chiacchiere, chi ha la casa, che sia veneziano o da fuori non importa, ma a casa parlo di residenza, è giusto che abbia un aiuto, in questo caso dello Stato, per tramite del comune. È un'idea, ma per portare della popolazione potremmo anche investire su persone che vengono ad aprire studi professionali piuttosto che studi. Pensate ai giovani che fanno marketing, che fanno intelligenza artificiale, che fanno robotica, tutti quei luoghi che non hanno bisogno di grandi capannoni, ma potrebbero essere benissimo localizzati nelle isole o nel centro storico. Tutto questo, a questo serve la legge speciale e la legge dice proprio che lo Stato ha il dovere di aiutare Venezia, è un problema di dovere e vedremo, sai, non è neanche detto, potremmo anche fare una causa allo Stato, cioè Venezia fa causa allo Stato e vediamo chi non la firma. E invece io ho dovuto parlare quella volta 4 ore in Consiglio Comunale per convincere l'opposizione a firmare quella specie di richiesta d'aiuto generale. Si fa fatica ad andare insieme perché c'è sempre qualcuno che deve distinguersi, che è più bello del reame. No, l'interesse pubblico deve essere di tutti, almeno su questa cosa dovremmo capirla. E attenzione, lo dico all'Italia intera. Salvare Venezia è un vantaggio per l'Italia perché è un bene inestimabile dell'umanità Venezia e non è un caso che Venezia poi
raccoglie milioni di persone che vengono a vederla. Quelle persone poi girano anche in giro per l'Italia, comprano i nostri prodotti. Venezia è un bene da tutelare anche per interesse dello Stato italiano, non solo per aiutare, fra virgolette uno dice il veneziano che abita a Venezia, non è assolutamente questo. Venezia va aiutata, assolutamente, va fatto sempre. Non inutili le polemiche, sono inutili, sono uscite delle voci, le voci sapete, vedremo quando sarà la fine della finanziaria, ognuno farà i suoi commenti, importante che se ne parli secondo me, importante che se ne parli e si capisca. Poi se il governo ha trovato un disastro, io l'avevo annunciato, l'ho detto più volte, stanno facendo manovre disastrose, non ultima quella della paghetta sociale o del 110, truffe di ogni genere, e poi dici non ci sono le risorse, per forza se le buttate via tutte. A proposito del prossimo sindaco di Venezia e anche dell'opposizione, stamattina a Mestre il centrosinistra ha presentato la coalizione, anche se manca più di un anno alle elezioni. Lei come la vede adesso? Come una cosa distante oramai dal futuro per le prossime elezioni, per cui quale sarà il suo futuro anche politico? No, io sono molto interessato, non so, c'era tanta gente, immagino che saranno sempre gli stessi, perché fanno associazioni, cioè uno fa il presidente e poi si iscrive, dall'altra l'uno che si è iscritto fa il presidente e sono sempre loro. Stanno organizzando bene, adesso faccio anche delle proposte. L'altro giorno ho letto, no, ma noi non siamo d'accordo su niente, queste proposte le costruiremo. Scusa, ma se non sei d'accordo su niente perché avrai delle proposte alternative? No, sei contro a prescindere, poi però in futuro avrai delle proposte. È il solito modo di fare, speriamo che i cittadini non vogliono dare la città a sta gente qua. Questa è gente che ti fa quantomeno una causa tanto per fare qualcosa. Cioè abbiamo cause continue che non costano niente perché nessuno paga. Allora era Luigi Brugnaro in diretta, che avremo domani sera a Focus in una lunga intervista. Adesso andiamo, a proposito di opposizioni all'attacco, andiamo da Marta Marangon a Treviso, perché le minoranze hanno scagliato un attacco contro la giunta di Mario Conte per la mancanza di sicurezza e l'aumento di violenza in città. A te Marta. Se no, volete venire voi? Puoi venire? Ecco sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo sì a Cassugana, sede del comune di Treviso, con le opposizioni all'attacco della giunta Conte per questa situazione che riguarda la sicurezza in città dopo i recenti fatti di cronaca. Amministrazione tra l'altro che si è spaccata proprio sul fronte della sicurezza, con Fratelli d'Italia, in particolare con l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea, che ha attaccato i leghisti proprio sulla questione della sicurezza, dicendo che la situazione è peggiorata nell'ultimo periodo, e riportando anche quelle che erano le affermazioni del sindaco Mario Conte quando era all'opposizione, e allora attaccava sulla sicurezza l'allora sindaco Giovanni Manildo. Qui con me il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Stefano Pelloni. Una situazione quindi sulla quale la stessa maggioranza in Consiglio Comunale si sta spaccando. Sì, è incredibile che con un ragazzo ancora in ospedale, con segnalazioni che sono quasi quotidiane di aggressioni, di pestaggi, di tutto quello che sta succedendo, e stiamo leggendo rapine in centro, la maggioranza, al posto che pensare a delle soluzioni per provare a correre ai rimedi di questo problema, si divide per mere logiche elettorali, battaglie di partito. Ecco, una maggioranza divisa che non riesce a garantire delle soluzioni dei problemi che preoccupano commercianti e trevigiani residenti. Noi siamo qui oggi a presentare anche degli emendamenti per il bilancio comunale che discuteremo giovedì, in cui proviamo a portare le nostre proposte alternative, che sono anche un lavoro serio sulla prevenzione, per provare a coinvolgere questi ragazzi e per fare qualcosa anche sulla lotta alle dipendenze da alcol e da stupefacenti, che come vediamo sono spesso la causa di questi problemi. Ecco Pelloni, quindi voi presenterete degli emendamenti. Nello specifico vuole spiegarci che cosa chiederete? Chiederemo maggiori stanziamenti per un lavoro anche nelle scuole e con le famiglie e con gli assistenti sociali, per appunto provare a fare dei corsi per le dipendenze, per provare a prevenire questi problemi e non avere un approccio che è solo repressivo con le forze dell'ordine che arrivano quando purtroppo i fatti sono già avvenuti. Serve certamente il lavoro delle
forze dell'ordine è prezioso, però noi vorremmo provare ad evitare questo tipo di problemi appunto con un lavoro nelle scuole, nelle famiglie, con gli assistenti sociali e quindi con un lavoro in sinergia fra azienda ospedaliera che si occupa di prevenzione, comune con gli assistenti sociali e famiglie. C'è un'emergenza sicurezza a Treviso secondo voi? Ma lo dicono i commercianti stessi quando dalle loro statistiche viene fuori che un commerciante su 2 è preoccupato il sabato pomeriggio. Quest'ultima aggressione di giovedì in cui è stato accoltellato un ragazzo 17enne, 18enne, è avvenuto alle 19 di un giovedì, è l'orario in cui i negozi sono ancora aperti, i bar sono ancora aperti. È una situazione davvero preoccupante. Ecco direttore, questa dunque è la situazione, questo è l'attacco delle opposizioni. Da Cassugana per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni, al capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni. Chi c'era con Marta? Alberto Pivetta a fare il collegamento in diretta. In regia oggi Renato Capoia, Italo Morao. Andiamo a Vicenza, sempre nell'ambito della violenza molto dilagante. Qui si tratta di un market del centro rapinato in pieno giorno con ovviamente la rabbia del titolare. Ci ha detto subito che era entrato per rubare, di lasciarlo fare, altrimenti ci avrebbe fatto del male. Noi l'abbiamo controllato un attimo, io ho cercato di fermarlo mettendomi fra lui e la porta d'uscita, ma ha alzato in mano una bottiglia di superalcolico minacciandomi che me l'avrebbe rotta in testa, e a questo punto io ho ceduto naturalmente e l'ho fatto passare. La rabbia della responsabile del market di Largo Goethe per il senso di impotenza che ormai pervade chi quotidianamente tenta di fare il proprio lavoro anche qui in centro storico. La seconda rapina è un furto che subiscono nell'arco di 2 mesi. L'altra volta è accaduto sempre in pieno giorno nel punto vendita di Viale Trieste. Anche in quel caso la rapina è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Anche lì ha minacciato mia figlia con una spranga di ferro, per cui anche lì insomma poi anche lo shock che subiamo emotivamente non è una cosa simpatica quello che ci succede. Ecco, speriamo che questa volta insomma lo prendano e lo tengano dentro. Ecco, ci appelliamo insomma a chi ha il potere decisionale di intervenire in questi casi. Insomma. A fare la spesa senza pagare sarebbe sempre la stessa persona, un africano di 22 anni con una lunghissima fedina penale per reati simili. Spiace per queste cose perché insomma l'avevamo già denunciato, era già stato riconosciuto, noto alle forze dell'ordine, ma non sembra che insomma possa comunque continuare ad agire così indisturbato. Poi la cosa che dà fastidio è che lui entra con l'arroganza dell'intoccabile, dell'essere intoccabile, questo dà fastidio. Ecco, insomma. Ci dicono di mettere le telecamere, le abbiamo messe, ci dicono di denunciare, abbiamo denunciato, voglio dire, e poi se questo è il risultato non so, mi sembra che facciamo tutto per niente, insomma, ecco, protezione non ne vedo tanta, ecco. Da Treviso a Vicenza andiamo anche a Padova, dove è entrata in azione una baby gang. Vediamo. L'aggressione è avvenuta qui lungo il passaggio ciclopedonale che taglia in 2 via Zizze. Erano le 23 di sabato scorso, ma la notizia è uscita in queste ore quando un 14enne in bici è stato aggredito da 4 giovani, forse minorenni, che volevano derubarlo del mezzo. Lui ha tentato di reagire, la risposta è stata violentissima, calci, botte, un vero e proprio pestaggio. Rientrato a casa con il volto tumefatto, i genitori lo hanno prima portato in pronto soccorso, poi hanno sporto denuncia. Non la prima aggressione in questa zona dell'Arcella. Meno di un mese fa un 17enne era stato minacciato in pieno giorno sempre qui mentre andava a trovare un'amica da 2 giovani che gli avevano puntato contro un coltello. A inizio anno, a pochi metri davanti alle scuole medie, il pestaggio di una 13enne da parte di un gruppo di coetanee. Non ci stanno i residenti, non ci stanno i membri della consulta di quartiere. Quanto accaduto sabato mi allarma molto come genitore. Credo che sia fondamentale dare pene certe e severe a coloro che delinquono. Io sono un genitore e se fossi un genitore come loro mi porrei tanti dubbi, tanti problemi, tante insicurezze, i sensi di colpa perché l'ho lasciato andare via da solo, perché è tardi, ma io mi fido del quartiere e il quartiere i miei figli lo devono vivere e non ci possiamo barricare in casa e quindi siamo qui anche per questo, per dire
dire che questi fatti, seppur isolati, sono gravissimi e che non devono assolutamente mai più ripetersi. Tra le ipotesi allo studio la creazione di un tavolo. Noi siamo organizzati in quattro tavoli di lavoro, tra cui il sociale, e quindi già il responsabile, il coordinatore del tavolo sociale ci ha già annunciato che farà probabilmente un tavolo. Alle forze dell'ordine chiediamo fin da ieri un presidio del territorio, specialmente nelle zone dove più volte abbiamo dato anche delle chiare indicazioni. Parliamo di Via da Ponte, Via Dupré, dove abbiamo dei cittadini che hanno raccolto un centinaio di firme perché c'è un problema. Parliamo di Via Zizze, perché anche qui in Via Zizze spesso succedono questi fatti. Ecco, quindi alle forze dell'ordine, che fanno già un egregio lavoro, chiediamo uno sforzo in più. E poi ci sono anche le liti condominiali, sempre a Vigo d'Arzere in questo caso, un 39enne cubano è stato denunciato per aver minacciato di morte il vicino di casa. Dal litigio alla minaccia di morte armato di pistola, attimi di paura quelli vissuti in via Europa a Vigo d'Arzere nella notte del 13 dicembre scorso. Qui sono intervenuti i carabinieri della locale stazione dopo che al 112 era arrivata la telefonata disperata di un 50enne italiano. Il vicino di casa lo stava minacciando con una pistola e chiedeva aiuto. Arrivati sul posto, i militari hanno calmato gli animi e ricostruito quanto accaduto. Dopo una violenta discussione avvenuta in casa, il vicino del 50enne, un 39enne di origine cubana, aveva impugnato una pistola e lo aveva minacciato di morte. L'arma è stata sottoposta a sequestro. Il 39enne è stato denunciato. Denuncia anche per un uomo, e qui siamo a Schio, che effettuava prelievi con un bancomat rubato. Tutto è partito da una denuncia di furto con scasso su un'autovettura in sosta in zona centro studi a Schio. Gli agenti del consorzio Polizia Locale Alto Vicentino hanno provveduto alla visione delle telecamere di videosorveglianza comunale per risalire l'autore. Dall'auto era stata rubata una borsa con dentro effetti personali, documenti e una carta di pagamento con sistema contactless, che non richiede cioè l'emissione di codice PIN. Il successivo indebito utilizzo di tale carta presso esercizi della zona ha permesso agli agenti di incrociare i filmati della videosorveglianza comunale con quelli delle telecamere private installate negli esercizi pubblici, permettendo così di risalire all'utilizzatore del bancomat rubato. L'uomo è stato quindi riconosciuto, intercettato a bordo di un veicolo e bloccato. Il presunto autore dei prelievi, un giovane residente fuori provincia, è stato denunciato per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento e gli effetti personali sono stati riconsegnati alla proprietaria. E oggi a Vicenza lascia il suo incarico il questore Dario Sallustio, che saluta la città del Palladio con una buona notizia. Sono in arrivo infatti 26 nuovi agenti. Arriveranno lunedì i nuovi 26 agenti a rinforzare l'organico della questura berica. Una battaglia, quella per potenziare le attività sul territorio, condotta dal questore Dario Sallustio, che proprio da lunedì lascia Viale Mazzini per andare a dirigere la questura di Perugia. Al suo posto arriverà Francesco Zerilli, che lascia la questura di Belluno. È solo un primo segnale, ce ne saranno altri e quindi contiamo di portare l'organico di questa questura a livelli sicuramente più adeguati. Un momento per tracciare il bilancio di questi 13 mesi contraddistinti da prove imponenti come l'adunata degli alpini, da manifestazioni delicate come le fiere dell'oro per gli eventi collaterali che si sono verificati, dall'impegno profuso per risolvere le lungaggini legate ai passaporti. L'adunata degli alpini, come qualcuno ha definita l'adunata del secolo, ha messo in evidenza la forte sinergia tra tutte le componenti della squadra Stato, l'impegno della prefettura, l'impegno di tutte le forze di polizia, l'impegno degli enti locali hanno consentito di affrontare un momento non di difficoltà, ma senza dubbio che poteva costituire un momento di criticità per la città. Oltre alle attività messe in campo per la prevenzione della microcriminalità che hanno nei primi 11 mesi del 2024 visto l'impegno in 200 servizi ad alto impatto, controlli straordinari e relativi provvedimenti a partire dalle oltre 100 espulsioni. L'attività di
delle misure di prevenzione è stata un'attività importante che si è svolta attraverso i più di 80 DASPO per eventi sportivi, gli 86 divieti di avvicinamento agli esercizi pubblici, ma ci sono proposte di sorveglianza speciale e non dimenticherei mai, perché deve essere sempre un tema all'attenzione della Questura, quello delle violenze di genere. Lascia la città del Palladio con il rammarico di non vedere la posa della prima pietra di 2 progetti importanti. Intanto il progetto sicuramente del commissariato di Bassano, che ha passato l'ostacolo più grosso, quindi sicuramente avrà la nuova sede nella cittadella degli Alpini situata a Bassano, e poi quello della nostra sala operativa. Questo l'avrei visto se fosse rimasto solo un paio di mesi in più. Tutto bene per il Bomba Day ieri a Vicenza, è stata riaperta l'autostrada, ripristinato il traffico ferroviario e Country Girl, la bomba della seconda guerra mondiale, così era stata ribattezzata, è stata despolettata. Vediamo. Pronti per il brillamento? 3, 2, 1, fuoco! Questo l'epilogo ieri alle 16:15 nella cava Manfrinato di Alonte del Bomba Day di Montebello Vicentino. Country Girl, la bomba d'aereo inesplosa della seconda guerra mondiale da 500 libbre, è stata fatta brillare in sicurezza dagli artificieri, 21 paracadutisti dell'8° reggimento Genio Guastatori della Folgore, coordinati dal maggiore Raffaele Granato. Complessa e articolata l'organizzazione prima di poter premere il pulsante di detonazione. Alle 8:30 in contrada Ronchi, la zona rossa, è iniziato l'esodo dei 94 residenti, i più vicini al luogo di ritrovamento dell'ordigno nel cantiere della TAV. I 7 varchi stradali sono stati sigillati e presidiati dalle forze dell'ordine. Alle 10:15 l'inizio delle fasi di despolettamento dell'ordigno, mentre il traffico ferroviario e autostradale era stato interrotto. Come previsto si sono formate le code lungo la strada regionale 11, l'unico percorso previsto per aggirare la zona interdetta. I disagi però sono stati ridotti, visto l'anticipo di 2 ore dei tempi stimati. Alle 12:30 la bomba era già stata trasportata nella cava, consentendo così di far rientrare l'emergenza e il ritorno degli evacuati. Le operazioni gestite dal CCS allestito nella sala consigliare del municipio hanno visto il coordinamento di 37 enti coinvolti. A parte il lento deflusso delle colonne d'auto, non si sono registrati particolari inconvenienti, merito anche dell'esperienza fatta oltre 2 anni fa, quando era stato ritrovato in circostanze analoghe un primo ordigno, anch'esso fatto brillare. Servizio di Daniele Garbin. Andiamo a Venezia per l'incidente che è accaduto in laguna quando una motonave si è schiantata contro un vaporetto. Ci sono stati diversi feriti. Qui parla il comandante della motonave, Corrado Ballarin. Colgo l'occasione che mi dà Antena 3 per essere dispiaciuto dell'accaduto e che i passeggeri che sono stati feriti io auguro che si rimettano al più presto e che non abbiano avuto grossi danni personali. Per quel che mi riguarda io resto a disposizione sia della Capitaneria di Porto e di tutti gli enti che hanno bisogno della mia presenza. È a fronte preoccupato per le condizioni dei feriti Corrado Ballarin, il comandante di lunga esperienza della motonave Osvaldo e socio della compagnia privata di navigazione che sabato si è scontrato con un battello CTV di linea 1 a ridosso della fermata CTV di Sant'Elena a Venezia. La Capitaneria di Porto ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente in laguna e tra le ipotesi c'è naturalmente anche quella di un guasto tecnico della motonave. La donna di 44 anni, rimasta ferita più gravemente, ieri è stato operato d'urgenza all'ospedale civile per agire sulle lesioni interne subite che sono state accertate e è stata trasferita all'ospedale Arangelo di Mestre. Le sue condizioni sono stabili.
Tutti gli altri 4 feriti sono stati dimessi, 2 dopo essere stati medicati sul posto dal personale del 118, altri 2 dopo il trasferimento in pronto soccorso al civile e stanno meglio. Ballarin, dopo una notte insonne, racconta di essersi recato stamattina in ospedale al civile nella speranza di potersi sincerare di persona delle condizioni dei feriti e portare così la sua vicinanza. Inoltre egli stesso, di sua spontanea volontà, si è sottoposto, nonostante non fosse richiesto dalle autorità, a tutti gli accertamenti per fugare ogni dubbio sul suo stato psicofisico. Ora continuano le indagini da parte della Capitaneria di Porto, ancora oggi sul posto. Purtroppo è stato un incidente sicuramente non voluto né da me né dall'altro comandante, sinceramente, della CTV. Ripeto, resto a disposizione e niente, colgo l'occasione solo per augurare il meglio a chi purtroppo ha avuto questo infortunio. Allora, torniamo in diretta a Venezia, alla cittadella giudiziaria inaugurata stamattina dal Ministro Nordio. Andiamo da Filippo Fois e da Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Filippo. Sì. Buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Stavamo iniziando a prendere un po' di confidenza anche noi con gli ambienti del nuovo Tribunale Civile di Venezia. Noi per esempio qua ci troviamo di fronte alla nuova sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Il Ministro Nordio ha appena lasciato il Tribunale, si è parlato naturalmente della situazione della giustizia in Veneto e nel particolare a Venezia. Il problema, e lo sappiamo bene, è quello della mancanza di personale e in alcuni casi anche di mancanza di fondi. Venezia poi vive una situazione tutta particolare perché qui la vita è molto cara e quindi viene giudicata una sede disagiata, per cui è anche difficile trovare il personale amministrativo che venga qui. Sono tutti vecchi temi sui quali il Ministro ha comunque assicurato che si sta lavorando, compreso il fatto di trovare delle abitazioni a chi deve lavorare qui, ma soprattutto oggi si è parlato di questa nuova cittadella della giustizia che riunisce dopo tanto tempo il Tribunale Civile, che prima si trovava a Rialto, al Tribunale Penale che invece qui c'è da parecchio tempo. In realtà non è ancora finita del tutto perché dovrà venire anche la Corte d'Appello, però diciamo che siamo all'80% di quella che è la sua capacità. Si tratta di un'area enorme, forse chi arriva a Piazzale Roma l'avrà intravista, era una ex manifattura di tabacchi che è stata attiva per circa 2 secoli, ha chiuso negli anni 90 del secolo scorso, pensate ci lavoravano 1500 persone, quasi tutte donne. Oggi è stata completamente ristrutturata grazie anche ai fondi del PNRR e sarà per l'appunto la nuova cittadella della giustizia di Venezia. Alla cerimonia erano presenti naturalmente anche il presidente della regione Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Direttore. Filippo, buon lavoro a te e a Sandro Ponchio. Andiamo avanti con le prime multe del nuovo codice della strada, sono entrate in vigore da pochissimo. Il comandante Giovanni Favaretto spiega quali sono i dettagli di questo giro di vite sul codice della strada. Solo uno dei tanti parcheggi selvaggi che hanno caratterizzato la penultima domenica prima di Natale in città. Il carro attrezzi arriva prima delle 12. Le 2 auto parcheggiate tra ciclabile e marciapiede rischiavano di interdire il passaggio ai mezzi pubblici. Diverse le multe staccate dagli agenti di polizia locale. Auto a Passo Duomo entrano in città con il blocco del traffico in Calmaggiore e così il Duomo è preso d'assalto. Oggi ce n'è tanto veramente. Quando ci sono dei mercatini o delle iniziative così, questa via è sempre intasata, sì, confermo. Dovrebbero muoversi tutti quanti in bicicletta se possibile. Io ho un'idea. Ma non si può fare perché i commercianti, questo e quell'altro, però effettivamente la gente non riesce a capire che dovrebbero parcheggiare fuori, farsi 2 passi a piedi. D'altronde o chiudono il centro e se no tutti vogliono la comodità e quindi succede questo. Poi questo è un po' parcheggi un po' fantasiosi, un po' esagerati.
Per chi sceglie i mezzi pubblici, denuncia un edicolante del centro, il biglietto è acquistabile soltanto presso i tabacchi. Che però la domenica sono chiuse? Che però la domenica sono chiuse, per cui non ci troviamo in difficoltà a dover spiegare a turisti che spesso parlano male l'inglese a dove possono rivolgersi. Una stima di oltre 150.000 presenze in città soltanto nella giornata di oggi, richiamate anche dalla corsa dei Babbi Natale. Sono 380 gli stalli disponibili al Patinodromo, 800 quelli al Foro Boario, 550 al Parc D'Annegro, 400 al Metropark della Stazione. Una situazione che riporta all'attualità il tema dei parcheggi in città, con l'ipotesi del Parc Vittoria. Io che abito in via San Nicolò, se non fanno grandi danni, ma ho paura che toccare là siano dei problemi. Se si potesse fare bene, sì. Anche il macello, il parcheggio, quello fuori dallo stadio, ho fatto un bel 3 piani, 4 piani, chiudendo poi il centro, quello sì aiuterebbe. Poi la gente si abitua. Probabilmente c'è bisogno di qualche parcheggio in più, insomma. Sì, senza entrare nella polemica sul Parc Vittoria, ma sì. Invece a Montegrotto Terme i carabinieri hanno fermato Babbo Natale. Le regole valgono per tutti e il nuovo codice della strada non risparmia nessuno, nemmeno chi arriva dal Polo Nord con mezzi tipici per affrontare la neve e carichi di regali. Proprio così anche Babbo Natale e la sua slitta sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dallo scorso fine settimana stanno applicando le nuove norme previste dall'entrata in vigore del codice della strada. A Montegrotto Terme una pattuglia dei carabinieri ha fermato la slitta di Babbo Natale, un'auto addobbata e illuminata come il leggendario carro di doni allestito da genitori di una scuola dell'infanzia aveva organizzato un pomeriggio di visite alle famiglie per portare gli auguri e raccogliere le letterine dei bambini, ma l'autista è stato fermato dai carabinieri che hanno contestato una serie di violazioni tra lo stupore di genitori e bambini. Per fortuna non c'è stata nessuna multa perché la polizia locale aveva dato il nulla osta all'evento e alla circolazione del mezzo, ma per qualche minuto anche il povero Babbo Natale ha rischiato grosso. Chissà se porterà del carbone ai carabinieri o se anche per loro ci saranno dei regali. Quel che è certo è che la provincia di Padova è stata tra le più solerti in Italia ad applicare il nuovo codice della strada, entrato in vigore alla mezzanotte di sabato. A Padova la polizia locale ha multato con sanzioni da 300 euro 2 automobilisti che avevano parcheggiato nel posto dei disabili. Servizio di Valentina Visentin con Renato Cappoi e Italo Morao. Andiamo in pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. Furti a raffica ovunque in Veneto, non c'è provincia in cui i ladri non abbiano e non stiano colpendo. Andiamo a Sovizzo dove Luisa Bertini e Simone Squarcina hanno incontrato l'assessore alla sicurezza di Sovizzo, Stefano Bravo. Sentiamo. Incremento di reati predatori un po' fisiologico in questo periodo prenatalizio che sta colpendo un po' tutti i comuni della provincia di Vicenza. Siamo in compagnia con l'assessore alla sicurezza del comune di Sovizio, Stefano Bravo. Che cosa state notando in questo periodo? Tante le segnalazioni dei cittadini. Sì, alcuni cittadini sono anche preoccupati perché sono accaduti dei casi di furti in casa, appunto. Tuttavia voglio segnalare che Sovizio mantiene comunque uno standard di sicurezza abbastanza alto e questi reati predatori sono endemici di questo periodo, tipicamente parte da metà novembre fino a Natale, e quindi il suggerimento è anche a livello per i cittadini, un suggerimento è di fare magari una chat comune con i propri vicini di casa per controllarsi e di denunciare. Assolutamente è fondamentale denunciare, perché ho notato che tanta gente poi non denuncia, invece se non ci sono le denunce, attenzione, non vengono neanche spinti poi le forze dell'ordine ad agire, anche la prefettura se non ha un tot di denunce tende a non agire repentinamente, quindi mi raccomando, se ci sono dei reati sempre denunciare. E voi come amministrazione come vi state adoperando? Ad esempio mi riferisco ai controlli di vicinato piuttosto che alle telecamere di videosorveglianza. Sì,
appunto abbiamo un piano di ampliamento della videosorveglianza, è già messo a bilancio una copertura ulteriore di 12 zone su Sovizzo con una ventina di nuove telecamere, tra l'altro telecamere dotate di intelligenza artificiale che permettono anche l'individuazione di atti di vandalismo e aiutano molto le forze dell'ordine a identificare il momento esatto in cui è accaduto. Al di là di questo c'è il progetto del controllo vicinato, che siamo a buon punto, nel senso che stiamo vagliando solamente, la prefettura sta vagliando i nominativi del coordinatore e del vice coordinatore, e penso che partirà per i primi mesi dell'anno prossimo sulla località, la frazione di Tavernelli di Sovizzo. E poi c'è comunque anche il comando della polizia locale che è molto attivo, sta facendo piccoli corsi, ad esempio uno recentissimo è stato con l'Università degli Anziani, su sensibilizzare la popolazione su questi reati che possono accadere. Ecco, questa è la situazione a Sovizio. Io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina. A Padova, controlli della polizia in un bed and breakfast, arrestato un tunisino ricercato per droga, denunciato uno per resistenza a pubblico ufficiale ed identificati altri stranieri. Si nascondeva all'interno di un B&B ed era ricercato per droga. La polizia di Padova è intervenuta in una struttura recettiva dopo la segnalazione del titolare, che aveva riscontrato come 2 camere affittate a 3 cittadini tunisini regolari fossero in realtà occupate da altri stranieri a lui sconosciuti. Negli alloggi, oltre ai 3 tunisini in regola con i documenti e il permesso di soggiorno, altri 5 loro connazionali senza documenti sono stati così accompagnati in questura per l'identificazione. Tra di loro vi era un 30enne irregolare, più volte arrestato e denunciato per spaccio, già condannato nel 2016 e nel 2021. Lo straniero doveva scontare un ordine di carcerazione per un arresto avvenuto nel 2018, quando è stato trovato con cocaina e 3.000 euro in contanti. Durante il controllo all'interno del B&B, un altro tunisino di appena 18 anni è stato denunciato per resistenza perché alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare e ha reagito in modo pericoloso, tanto che gli agenti hanno mostrato il taser facendolo desistere. Un altro tunisino è risultato invece essere minorenne, per questo affidato ad una comunità. Per gli altri 2 invece sono in corso accertamenti. In questo periodo si sono intensificati i controlli della polizia nelle attività ricettive della città e della provincia per evitare episodi di occupazioni abusive. E 6 stranieri, sempre di stranieri si tratta, sono stati arrestati dai carabinieri di Udine come presunti autori del furto in una gioielleria di Cologna Veneta. Sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Udine i presunti autori del furto avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre ai danni di una gioielleria ubicata all'interno di un centro commerciale a Cologna Veneta in provincia di Verona. La banda, composta da 6 stranieri di età compresa tra i 35 e i 45 anni, fermati ed arrestati nell'appartamento del capoluogo friulano poche ore dopo dai militari dell'Arma, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Legnaro e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Duino Aurisina. Recuperata la refurtiva, 30.000 euro tra gioielli, orologi e vari monili, 13.000 euro in contanti, attrezzi da scasso e 2 targhe slovene, provento di un furto effettuato nella vicina ex Repubblica Jugoslava. Non si esclude che gli stessi siano gli autori di altri colpi perpetrati nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia. Tutti e 6 sono stati tradotti al carcere di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Vi abbiamo detto prima dell'inchiesta sul ferimento del giovane colpito con un coccio di bottiglia a Treviso, è finito in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello, e ne è nata una polemica all'interno del centrodestra con l'avvocato Crea di Fratelli d'Italia che ha attaccato il sindaco Mario Conte. Su questo interverrà prossimamente anche il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, per cercare di sedare gli animi. Sentiamo. Anche gli episodi di ieri sera dimostrano che non erano tanto le sparate di Crea, ma sono delle situazioni reali. Però il sindaco è evidentemente abituato, soprattutto nei confronti del sottoscritto, a non rispondere, perché probabilmente avrebbe imbarazzo a rispondere sui contenuti delle critiche o delle fotografie che io faccio sulla realtà. Sembra di essere tornati al fuoco di fila di 2 anni fa e le fiamme non accennano a diminuire mentre la confusione regna sovrana.
In queste ore il comunicato del presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Le sollecitazioni da parte dell'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia, ma soprattutto uomo impegnato da anni sul tema della sicurezza, mirano ad aprire un dibattito costruttivo nella comunità trevigiana. Peccato che nelle stesse ore Crea sia tornato all'attacco dopo che il sindaco Mario Conte si era espresso duramente in merito alle sue considerazioni sulla sicurezza. Polemiche a orologeria, le frasi di Conte ai nostri microfoni, Crea non si smentisce, siamo abituati alle sue uscite, segni di una credibilità che sta scemando. Troppo perché non si arrivasse alla nuova risposta. Io ho parlato come cittadino, penso di averne legittimazione come tutti i cittadini. È altamente offensivo che un sindaco si permetta di rispondere a livello personale, non sui contenuti, alla critica di un cittadino. Altre volte il sindaco Conte ha ritenuto che il sottoscritto non potesse parlare come libero cittadino. Non sono un dirigente del partito, per cui continuerò a parlare se lo ritengo come libero cittadino. Se Mario Conte leggesse non soltanto le sue dichiarazioni sui giornali, ma leggesse quelle che sono le dichiarazioni dei cittadini e dei commercianti, avrebbe la percezione di quella che è la situazione in città e comunque quello che è il desiderio dei cittadini e le lamentele dei cittadini. Insomma, da una parte benzina sul fuoco, dall'altra acqua sul fuoco. Nessuna crisi di maggioranza o attacco alla maggioranza, nessuna frizione interna, ribadisce infatti Borgia. Quello che è certo è che serve fare fronte comune e annuncia: ho chiesto un vertice con il sindaco Conte per superare queste incomprensioni qualora ci fossero e offrire il nostro contributo a un lavoro ancora più sinergico per affrontare questo problema così delicato. Tutto questo mentre Crea va avanti come un caterpillar. Così come ho fatto dal 2020 insieme ad altri residenti di una determinata zona di Treviso, 2020 abbiamo inviato molte segnalazioni, molte richieste, molte indicazioni di soluzioni all'amministrazione. O sono tutte segnalazioni finite nella spam dell'amministrazione o forse non sono state ritenute legittime. E per la stoccata finale confeziona un Amarcord datato 2017 in piena amministrazione Manildo. A gennaio 2017, a ottobre 2017, sia la Lega che l'allora consigliere di minoranza Conte organizzavano gazebbi in via Roma per protestare del problema sicurezza contro l'amministrazione Manildo. Mi pare che la situazione si sia capovolta. L'avvocato Fabio Crea, adesso parliamo di elezioni regionali perché come forse avrete sentito e letto sui giornali potrebbero essere spostate dal 2026. Salvini ha detto che bisogna che il presidente Zaia abbia la possibilità di inaugurare le Olimpiadi invernali del 2026, quindi i comuni nel 2025, a questo punto le regioni voterebbero nel 2026, per ora è soltanto un'ipotesi. Sentiamo cosa ha detto Salvini. Ci sono alcune regionali in calendario per l'autunno 25, Veneto, Marche, Toscana, Puglia, Campania e Valle d'Aosta. Io ho proposto al tavolo del centrodestra di spostarle a primavera 2026, perché votare in autunno sotto la neve, sotto l'acqua o in tempi di legge di bilancio è sempre un casino, e anche perché siccome le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 le ha volute la Lega, le ha ottenute la Lega, le ha governate la Lega, le sta costruendo la Lega e le stanno portando avanti due governatori, Attilio Fontana e Luca Zaia, mi sembrerebbe giusto che Luca Zaia potesse accendere la fiaccola olimpica a febbraio 2026. E così ha detto ieri ad Atreiu, la Kermesse di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini. Adesso andiamo alla Fiera di Santa Lucia con Lucio Zanato in diretta. A te Lucio. Buongiorno direttore, siamo nel mondo dell'agricoltura, siamo nella fiera della viticoltura, perché qui praticamente quest'anno i due temi sono stati tecnologia e sostenibilità. Tecnologia perché ovviamente l'agricoltura va sempre avanti e ci sono i giovani che chiedono sempre maggiore tecnologia in mezzo ai campi, quindi droni, quindi sicurezza ad esempio per quanto riguarda i trattori con sistemi di sicurezza per cui se il trattore esce un attimo dall'orizzonte, cioè comincia a cedere, si blocca
tocca tutto, insomma tante novità in questa fiera, una fiera millenaria, 1364esima edizione. Siamo al terzo giorno. Il primo giorno è stato un giorno di convegni, il secondo giorno è stato il giorno delle famiglie. Oggi, devo dirti la verità, tantissimi professionisti, gli agricoltori che hanno affollato non solo questo parco che vedi alle mie spalle, ma soprattutto anche le altre zone, quella delle Filandre. E sono qui con il presidente di Coldiretti Giorgio Polegato, ma soprattutto Alberto Nadal, che è l'amministratore unico della Fiera di Santa Lucia. Allora, con lei poi parleremo di un altro fatto molto importante, anche con un commento dedicato proprio alle fiere. Intanto, amministratore, tiriamo un po' le somme. Quanta gente è arrivata in questa 3 giorni? Devo dire, lunedì, prima volta che io vengo anche di lunedì, un disastro. Diciamo record di presenze quest'anno, e io dico sempre nulla è casuale, penso insomma è il risultato di ormai una decina d'anni di lavoro, una fiera specializzata e poi anche una fiera sempre innovativa, sempre sul pezzo e trasversale, ecco, per operatori del settore, ma anche con grosse eccellenze dell'agroalimentare, che è il lavoro di un anno in agricoltura, e per le famiglie. Ecco, poi abbiamo visto ci sono stati anche dei forum diversi importanti, perché è un'agricoltura sempre più professionalizzata. È vero, tanti forum, tanti convegni, e diciamo convegni che guardano all'agricoltura specializzata, alla sostenibilità e diciamo alle applicazioni che oggi in agricoltura stanno arrivando sempre più sul concreto, perché ricordiamoci che i prodotti di eccellenza del nostro territorio, che sono apprezzati in tutto il mondo, alla fine sono anche sostenibili. Ecco, invece abbiamo il presidente di Coldiretti da Treviso, Giorgio Polegato. Voi siete il maggiore sindacato del territorio. Questi agricoltori adesso chiedono tecnologia e sostenibilità per poter portare avanti soprattutto la viticoltura. Sì, anche perché i mezzi ci sono, le aziende sono anche sensibili oltre che all'aspetto ambientale, ma anche comunque a risparmiare, perché oggi i costi per gestire le aziende sono alti, perciò se questi strumenti ci permettono di essere più efficienti e più efficaci, ben venga la tecnologia. Ecco, e questa tecnologia aiuta anche economicamente i nostri produttori, cioè l'investimento nell'innovazione significa maggiore qualità e anche maggiori mercati. La tecnologia già ci dà una mano, ma io sono convinto che nel futuro risolveremo anche tanti problemi in certe aree impervie dove oggi non si arriva con le macchine ma si fa tutto a mano. Pensare ai droni che facciano il lavoro dell'uomo, che ci aiuterà anche a recuperare certi territori che oggi sono a rischio per il fatto appunto che non troviamo il personale, perché sono difficili da lavorare, penso alla collina in particolare, perciò io credo che in questo ambito bisogna investire per raccogliere e per dare le opportunità alle aziende di poter continuare a fare questo lavoro straordinario. Ecco, qui siamo nel padiglione del Consorzio Agrario, il polso della situazione, sempre più vitivinicolo e sempre meno cereicolo. Ma sì, è chiaro che in questo territorio la viticoltura la fa da padrone, però comunque le estensioni del seminativo ci sono, le aziende lo fanno anche per dare risposta poi agli allevamenti, perché gli allevamenti comunque sono aumentati di volume in questi anni, ridotti come numero ma aumentati come numero di capi. Perciò bisogna essere efficienti in tutto, il Consorzio deve dare una risposta a 360 gradi e la dà con grande professionalità, cercando di andare incontro e anticipare quelle che sono le esigenze delle aziende. Ecco, e poi sostenibilità, perché qui soprattutto l'Europa ci chiede di essere sostenibile, la CO2, il sequestro della CO2, l'attenzione insomma all'ambiente. Beh, credo che questo territorio abbia dimostrato negli anni di essere molto sensibile. Io penso alla certificazione SQNP in viticoltura o anche allo stesso bio, che è stato fatto prima di tanti altri territori e è stato fatto anche in superfici importanti. Dimostra che ci deve essere quell'attenzione e quel rispetto dell'ambiente e del cittadino, ma anche perché i primi operatori che ci lavorano sono gli agricoltori e hanno anche loro interesse di operare con prodotti che siano sostenibili e in quantità minori, chiaramente. Ecco, direttore, siamo qui con il presidente di Coldiretti, anche perché ieri sera ci sono state le votazioni per i consorzi di bonifica, 12 consorzi in Veneto, il più grande è il consorzio Piave, il maggiore del Veneto, e c'è stata l'affermazione positiva per quanto riguarda Coldiretti. In commento al voto. Ma noi siamo soddisfatti perché in tutte e tre le fasce abbiamo raccolto il numero maggiore di votanti e di voti, chiaramente, però adesso chiaramente dobbiamo pensare al bene del consorzio, creare quella coalizione che ci permette di governare come è stato fatto negli ultimi 5 anni. L'abbiamo fatto assieme a Confagricoltura e CIA e credo che dare continuità a questo governo sia assolutamente per il bene del territorio, per il bene delle tante aziende agricole che hanno bisogno dell'acqua e vogliono una gestione dell'acqua che sia intelligente
gente che sia anche futurista, perché vediamo che gli anni sono sempre più difficili da gestire, o perché ce n'è troppa o perché ce n'è troppo poca. Perciò il lavoro del consorzio è un lavoro importante, fatto di grandi professionisti che vanno governati da persone che abbiano buon senso e non abbiano interessi personali se non quelli del bene del territorio e delle aziende agricole. Ecco, direttore, prima abbiamo sentito anche l'assessore Federico Caner, perché è interessante in un momento in cui la politica perde voti, i consorzi invece li hanno acquisiti, soprattutto in prima fascia tanta gente è tornata, se fosse andata per la prima volta a votare. Significa che la gente si è coinvolta, ha interesse a partecipare. Ma questo ci ha fatto molto piacere, perché dimostra l'attenzione che si ha in un ambito, quello dell'acqua, che è straordinario e importante. L'abbiamo visto non solo per quei problemi che ci sono stati, ma anche perché insomma, anche il cittadino stesso si è reso conto che è un bene necessario che va gestito in maniera, diciamo, oculata, e perciò che anche lì i tanti cittadini che sono andati a votare hanno preferito votare il mondo agricolo è un segnale positivo che ci dà ancora più stimolo e sprono per fare bene in futuro. E allora qual è il suggerimento alla politica sotto il profilo delle votazioni, nel momento in cui la gente non va più a votare, quando si devono votare i propri rappresentanti a Roma, a Bruxelles e anche magari in futuro a Venezia? Per quei politici, non sono tutti, che si sono esposti in questa partita, avremmo preferito magari un dialogo maggiore, anche una disponibilità. Noi siamo assolutamente aperti al dialogo, avremmo trovato delle sinergie sicuramente che purtroppo non si sono viste. Magari questo deve insegnare che in futuro si possono creare dei tavoli di interesse comune, in modo che non ci siano questi scontri che non fanno bene al territorio e non fanno bene alle aziende. Grazie Presidente, l'ultima battuta la facciamo di nuovo con l'amministratore unico. 1364esima edizione, si chiude questa sera. Prossimo anno cosa pensate di fare? Ancora più famiglie oppure ancora più professionalità? Ma io direi entrambi, la professionalità c'è, le richieste ci sono, il problema sarà trovare gli spazi, perché comunque per fortuna quello che abbiamo costruito è riconosciuto, il mondo dell'agricoltura c'è, è una grande festa, è un grande evento, però le famiglie sono comunque un punto fondamentale sulla quale abbiamo voluto investire e investiremo sempre di più, perché comunque sono il nostro futuro. Invitiamo anche il nostro direttore alla prossima edizione? Ma certo, invitiamo direttori, presidenti, associazioni, sono tutti benvenuti in questa grande kermesse del mondo dell'agricoltura e anche, io dico, della politica e del mondo trevigiano. Ecco. Allora direttore, sei invitato ufficialmente alla 1365esima edizione e con questo ti ridò la linea. Grazie Lucio, grazie molte. 1365esima edizione, fa impressione. Io ero stato alla 63esima edizione, cioè due edizioni fa. Allora vediamo invece una notizia importante che ci segnala Tiziana Bolognani. La Regione finanzia i cittadini che invece di usare l'automobile useranno mezzi pubblici con 6,6 milioni di euro. Sentiamo l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Approvato questa mattina in giunta un importante provvedimento, sono altri 6 milioni e mezzo che vanno nella lotta allo smog e in questo caso si tratta del bonus abbonamento annuale per i mezzi pubblici. Dal 25 febbraio i cittadini potranno chiedere uno sconto di 200 euro per l'abbonamento annuale dell'autobus, purché sia un abbonamento che riguarda i 7 comuni capoluogo oppure realtà anche periferiche, ma nella tratta che fa arrivare fino al comune capoluogo. Credo sia un importante provvedimento che va ad aiutare quei cittadini che vogliono utilizzare i mezzi pubblici lasciando a casa la loro auto e quindi limitando l'emissione di gas in atmosfera. Quindi un provvedimento che va a favore dell'ambiente e che cerca di aiutare i cittadini. Assessore Giampaolo Bottaccin, andiamo in pubblicità, pochissimi minuti e torniamo per la chiusura. Tanti auguri alla signora Ottavia Brunato che oggi che a Piombino Dese ha compiuto 104 anni.
Aveva 102 anni il 14 dicembre 2022 Ottavia Brunato, quando ai nostri telespettatori confidava il suo segreto, un'incrollabile fede. A 2 anni di distanza la splendida nonna di Piombino Dese taglia un nuovo traguardo da record e spegne 104 candeline, circondata dall'affetto della famiglia e degli amici. Accenna un sorriso in questa foto la signora Ottavia, che i suoi 104 anni li porta davvero splendidamente. Voltandosi indietro non può che essere felice di una vita piena. Con grande energia Ottavia ha cresciuto 3 figli che le hanno regalato 5 nipoti e a loro volta 5 pronipoti. Ha visto la guerra, purtroppo, tempi bui in cui non ha esitato a dare ospitalità a 2 soldati inglesi dopo l'8 settembre 1943, rischiando la vita. Nel 1945 ha sposato il suo Luigi, continuando a lavorare per la sua famiglia. E allora tanti auguri, signora Ottavia, che sia una splendida giornata di festa. Servizio di Chiara Gaiani, ospiti stasera a Focus, Laura Cestari, Flavio Tosi, Marco Della Pietra, Giuseppe Montuori, Valentina Pillon, Marco Zabai e Franco Roccon alle 21:20. Vi aspettiamo, grazie a Renato Capoi e a Italo Moravo in regia e buona giornata a tutti.